Rieccoci dopo la pubblicità, Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, questa sera diviso in tre parti, e ovviamente siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, ospite l'assessore Roberto Marcato, assessore allo sviluppo economico della Regione Veneto. Abbiamo parlato di tante cose, di come vorrebbe cambiare l'Italia, e ovviamente io continuo a dirlo, a parole ha ragione sicuramente l'assessore Marcato, poi nella realtà diventa tutto più complicato. Io sono un sognatore. È un sognatore, però nella vita bisogna sognare, i politici devono anche realizzare il sogno. Certo, ma bisogna avere però una un sogno in lungimiranza, testa. una lungimiranza. Senta, parlavamo prima, Marcato, di tanti soldi che arrivano così. Andiamo nel pratico. Nell'essenziale lei conosce ormai il Veneto davvero, e le aziende, le attività che chi meglio di lui può conoscere, visto che ci lavora. Oggi parliamo da ristoratore, dall'azienda che è chiusa, che non lavora, deve arrivare questo ristoro. Tante dicono che il ristoro è arrivato anche una percentuale superiore alla precedente, però se rimarrà chiuso ovviamente dovrebbero arrivare di più ancora soldi. Ecco, com'è la situazione ristoro per quanto riguarda le attività del Veneto, dalle piccole attività alle grandi attività. Lei che le conosce in maniera abbastanza approfondita. Allora, in questo caso la semantica ci viene in aiuto, nel senso che ristori sono tali, cioè sono un momentaneo sollievo a una situazione di sofferenza, punto. Non hanno nulla a che vedere con investimenti strutturali per l'economia, sono ristori. È chiaro che lei, che ha un'attività di ristorazione, e da marzo ad oggi ha perso 200.000 euro di fatturato, che deriva anche 10.000 euro, cioè piuttosto una sberla se meglio di 10.000 euro. Di fatto però non cambiano la struttura di debito della sua attività, è questo il tema. Quindi che stiano arrivando, sì, è vero, che siano sufficienti, assolutamente no, che siano investimenti strutturali per l'economia, assolutamente no. Sono un sollievo momentaneo per situazioni di crisi. Dopodiché ci sono attività, e penso per esempio a tutto il mondo dello spettacolo, teatri, i DJ, gli organizzatori di concerti, spettacoli, cioè questi hanno iniziato, palestre, sport, hanno iniziato a soffrire a febbraio e verosimilmente soffriranno per tutto il 2021. Quindi questi avrebbero bisogno di iniezioni di liquidità pazzesche, che oggi il governo non è in grado di dare. Ecco, lei riuscirebbe, se fosse il governo, a trovarle? Con quello che ho detto prima. Tutto il 2021 riuscirebbe a trovarle? Intanto io farei subito, lo farei subito. Mi scusi, ma se uno ha un'azienda, faccio un esempio, che fattura o guadagna una determinata cifra, il ristoro oggi è non saprei fare un paragone, guadagna lordi fattura 100.000 euro al mese, il ristoro gliene dà 8.000, le faccio un esempio. Per tutto l'anno lei come può riuscire ad accontentare le richieste di quei 100.000 che ogni azienda ha, e dove trova la disponibilità economica per soddisfare le esigenze di queste attività? Di tutti è impossibile, cioè lo dico con maniera molto netta, di tutti è impossibile. Allora lo dà agli amici? No, bisogna fare una scelta. Lo dà agli amici? No, io farei una scelta intanto territoriale. So che è brutto da dire, ma intanto territoriale. Cosa vorrebbe dire territoriale? Io partirei da questo assunto. Quali sono le 3 regioni che prima del Covid avevano il PIL positivo? Ho già capito cosa vuole fare, allora la fermo. Lasciamo stare a livello nazionale perché è facile, ho già capito. Parliamo nel Veneto. Sì. Nel Veneto ci sono 5.000 aziende, 6.000 aziende che soffrono e non hanno, lo Stato non ha la possibilità di avere economicamente la soddisfazione di dare il ristoro a tutti. Le tasse che paghiamo lo Stato e mi vado a dare gli skate. Cioè, mi spieghi lei, parliamo del Veneto. Cioè mettendo le tasse. Cioè, capiamo se mica dà le tasse allo Stato. Non si tiene, però, e lo Stato come fa a vivere? Le faccio le domande per capire. No, appunto, ma se io fossi lo Stato oggi, per dare ristoro alle aziende che ne hanno veramente bisogno, io farei intanto una selezione territoriale, come l'ho detto prima. E quindi Veneto, Lombardia e Piemonte sì, Calabria. No, ed Emilia Romagna. Le 3 regioni che prima del Covid avevano segno positivo di PIL erano queste 3. Quello 0,2% che avevamo a febbraio di crescita di PIL dell'intero paese era dato da queste 3 regioni e basta. Perfetto. Tutte le altre avevano segno negativo. Quindi io direi intanto concentrare la potenza di fuoco su queste 3 regioni, perché se queste 3 ripartono, riparte tutto il mondo. Invece la finanziaria prevede sgravi fiscali per il Sud. Aspetti, parliamo di governo di Marcato, che lavora a Roma, non che lavora nel Veneto. Sì. No. Quindi lei lavora a Roma, certo, io farei questo. 1, 2,
eviterei di buttare via i soldi su monopattini e tavolini a rodee. Terzo, farei una selezione. Farei proprio una selezione. Non do soldi a tutti, mi dispiace, qualcuno mi odierà per sempre, io farei una selezione. No, qualcuno si ammazza, è diverso. No, non è che si ammazza, però devo fare una selezione io. Devo salvare il salvabile e quello che non è salvabile non lo salvo. Roberto Marcato, qualcuno sto parlando di aziende, non di sto parlando di sanità. Che qualcuno si ammazza, si uccide. Ho capito, insomma, io non credo, perché insomma, poi c'è il tema sociale. E quello io ho capito, lei lo dà al nord, lo dà al Veneto. Alle 3 regioni principali. Tutte e poi seleziono, anche nel Veneto faccio una selezione. Ho capito. Dei settori più colpiti e vado a intercettare i settori più colpiti. Per esempio, quando nel primo DPCM sono stati dati i soldi a pioggia e li hanno presi anche per esempio i notai, lei mi dica i 600 euro che mi hanno dato i notai cosa servivano? Abbiamo buttato via centinaia di milioni di euro così. Era meglio dargli, anziché 600 notaio, dargliene 1200 all'estetista che sta sarato mesi? Perfetto. Allora, per l'estetista i 1200 era a salvezza della vita. Per il notaio non si è accorto che si va in conto corrente? Ma non è ancora più semplificata la cosa che le chiedo, lei è un'azienda, viene dato rispetto al suo fatturato. Non è più semplice. Sì, ma se lei fattura il 100 le viene dato in percentuale il 70, l'80, il 40%. Perfetto, ma per fare questo bisogna portare a casa tutto ciò che c'è da portare a casa in Europa. 1. 2, già adesso prendere l'occasione al balzo e eliminare gli sprechi. Terzo, c'è un tema che non viene mai trattato, è il tema del credito. Le aziende fanno fatica ad accedere al credito, nonostante che lo Stato abbia fatto dei provvedimenti correttissimi e giustissimi, quelli di mettere la garanzia al 100% per i crediti, per i prestiti alle aziende, e la Regione o lo stesso ha messo a disponibilità finanziarie enormi per il credito. Facciamo fatica che i soldi arrivino alle aziende. Perché? Perché ci sono dei vincoli di Basilea, vincoli europei, che stanno bloccando il credito delle banche. E le banche sono vincolate a questi Roberto, mi sta uscendo dalla domanda che l'ho fatto. Io vorrei ritornare invece alle aziende. Ho capito, le aziende che sta arrivando a loro il ristoro, la situazione in Veneto com'è? È questa cosa che non li hanno, che non sono investimenti strutturali, ma bisogna essere sinceri. Cosa le chiedono le aziende a lei, Roberto Marcato, che gira tutto il giorno in Veneto? Mi chiedono accesso al credito, basta vincoli, via i vincoli di Basilea delle banche per questo momento storico, far ripartire le opere pubbliche e snellire la pubblica amministrazione. Questo chiedono le aziende. Una domanda a carità. Cioè io non ho incontrato nessuno che mi dice per piacere Marcato. Allora c'è ovviamente la piccolissima azienda, l'artigiano, il commerciante che dice se mi arriva 10.000 euro mi salvo, e a quelli là bisogna darli. Ma il resto ti dice fammi lavorare, mettimi in condizione di lavorare. Roberto Marcato, i ristoratori, allarghiamo già la fonte, in montagna, ovviamente il Presidente Conte ha detto chiudiamo l'inverno, il turismo, il sciistico, e quelli ovviamente avranno bisogno in tutti questi mesi di vivere ugualmente, e in Veneto ce ne sono moltissimi. Sì, ma anche perché noi arriviamo oggi a novembre e l'unica arma che abbiamo per combattere il virus sono le chiusure? Cioè non potevamo, che ne so, metterci a tavolino con le università, io l'ho fatto, per quello che dico prima, le scelte coraggiose, mettersi attorno a tavola all'università e dire care università, assieme alle categorie economiche, non possiamo immaginare un nuovo modo di concepire la produzione, il lavoro, tenendo conto che c'è il virus. Questo deve fare. Invece ci troviamo che a novembre l'unica arma che hai contro il Covid è la stessa che avevi a febbraio, cioè le chiusure. Nessun passo in avanti. Mi pare strano. Cioè con tutta la tecnologia che abbiamo, andiamo su Marte e non riusciamo a immaginare una filiera produttiva che possa lavorare tenendo conto del Covid. Allora, e il Veneto su questo, per merito del Presidente, si è salvato, perché la zona è gialla, una zona sempre ad alto rischio anche il Veneto, però rispetto alla Lombardia e tante altre regioni che è chiuso completamente. Le altre regioni sono chiuse completamente, Marcato. Pomeriggio, sera, qui almeno i ristoratori, un po' di vita c'è, gli altri proprio non
non c'è vita. E come fa se non c'è vita? Deve valutare la salute della persona. Ma perché devo scegliere? Perché devo scegliere tra la vita di una persona e la vita di un'azienda? Non possiamo contemplare un sistema che contempli entrambe le due cose. Però hanno chiuso in tutte le parti del mondo. Se fosse stata solo l'Italia le do ragione. No, le do la soluzione. Ma allora ci laviamo tutti la bocca la mattina e la sera con la tecnologia, l'innovazione, la ricerca, e non siamo riusciti a scoprire un modo per poter fare un ristorante che sia, non so, un raggio ultravioletto che uccide il virus, un sistema di bonifica che uccide il virus. Non siamo riusciti. No, non siamo riusciti. Ma era di cosa parliamo? Stiamo qua la mattina e la sera a dire la tecnologia, l'innovazione, la ricerca. Facciamo tutti questi grandi discorsi qua, tutto che sia un modo, ma pare che io sono convinto che fra 2, 3, 4 anni verrà fuori sicuramente. Sì, lo so, verrà fuori sicuramente. Però è anche una cosa da valutare. Il vaccino, perché è anche un business. Sono siemesi, lo ha fatto o no? Roberto Marcato, io 20 anni di solito io purtroppo le ricordo che io e lei non vorrei sbagliare, quelli che hanno fatto la prima guerra mondiale hanno vissuto... Non hanno fatto la prima guerra mondiale? No, aspetti, ti spiego. Quelli che hanno fatto la prima guerra mondiale hanno vissuto anche una pandemia che non mi ricordo il nome qual era. Chi ha vissuto la seconda guerra mondiale non ha visto le bombe, ha visto altre cose, ma non ha mai subito una pandemia come la sta subendo ora il mondo, ed è una cosa che nessuno si aspettava, e quindi sì, ma la capacità di reazione non c'è un virus, cioè una cellula che uccide il virus. Ma la capacità di reazione che ha il mondo nel 2020 è 1 miliardo di volte più potente del mondo sono tutti cretini che chiudono dappertutto. Qualche dubbio mi viene, avuto che non sia possibile, no, le chiedo, perché se tutti chiudono oggi, se lei dice, io faccio un ragionamento, Roberto Marcato, perché se domani il comportamento dell'italiano e del mondo intero fosse corretto, e dice, io credo l'abbia detto anche il suo presidente, il presidente Zaia, tu vai in montagna a sciare, c'è anche la libertà aperta, l'unica possibilità dove c'è un assembramento è quando prendi la funivia o la seggiovia, mantieni il distanziamento, metti la mascherina, hai un comportamento corretto per andare a sciare, magari puoi anche andare a sciare. Da noi uomini che dipende, da noi uomini, donne, tutti il comportamento di questo virus, se andrà avanti o meno. Succede che lei cerca politicamente di dare e di accontentare tutti e dice, io Roberto Marcato vado in montagna, faccio sciare tutti rispettando dei protocolli. Lei domani mattina dà questo permesso, nella prima funivia vanno una montagna di persone, fanno un assembramento perché tutti vogliono arrivare prima. No. E cosa fa lei? Ma no, una soluzione. Allora, anche là. È come per i ristoranti, li teniamo aperti a pranzo, giusto? Li teniamo aperti a pranzo. Se dopo mercato che su un ristorante che può stare 20 persone, che ne sta 200, è il problema è che allora, ma se è un criminale ristoratore, cosa va a fare? Anche la droga non si può vendere magari agli spacciatori. Ma Roberto Marcato non è questione di criminale, è questione che è una difficoltà. Certo è criminale, però dice il ristoratore non trova giustificazione per guadagnare i soldi, di mantenere, di far sì che l'azienda vada avanti. Durante il lockdown lo Spisa ha fatto il suo lavoro, cioè si andava in giro per tutte le aziende aperte. Le do questo dato, il 98% delle aziende visitate era perfetto, 98%. Stiamo parlando di ristoranti questo? No, stiamo parlando di tutto, aziende di qualsiasi tipo, 98%. Quindi vuol dire che è il 2%, che di quel 2% non era a posto perché non sapeva, eravamo in un periodo strano. Sa che la maggior parte ultimamente di questo virus è stato preso proprio a tavola, a mangiare in vicinanza, perché si mangia vicino, ovviamente. Ma anche qua è tutto da dimostrare, dico quello che ha dato i dati, non lo dico io, lo dico i dati. Ma è tutto da dimostrare anche questo, insomma. Noi dobbiamo evitare in questo momento gli assembramenti, punto. Adesso che sia assembramenti su una funivia mi fa un po' specie. 100 persone salgono, va alla villa, salgono in 100 persone. Sì, ho capito, ma... no, si ammazzano, le garantisco perché sono andato... No, ma allora, vuoi che non possiamo contingentare? Ne manda su 4 al colpo. Al colpo, dove al colpo? Tre al colpo. Appunto. Lei se vogliamo tenere aperto. È giusto, io sto dando ragione a lei, però lei... Noi dobbiamo, non possiamo arrenderci al Covid, noi dobbiamo reagire. Allora, e ripeto, noi riusciamo con un pulsante a colpire un moscerino da qua a Mosca con un missile, giusto? Con un pulsante. Ma avuto che non riuscimmo a mettere in piedi un ristorante dove si può mangiare senza separare il Covid, io non mi voglio arrendere.
Roberto Marcato, non ci credo, no, non ha ci ragione. credo. No, no, ma non ci credo. io vorrei che lei avesse, anzi nella filosofia ha perfettamente ragione, però le ripeto, se lei politico fa i protocolli corretti per tenere aperto la montagna, parliamo della montagna visto che è l'attualità, e lei dice rispettate i protocolli, fa un esempio, dice io Presidente del Veneto, in questo caso Roberto Marcato, decido questo, Presidente del Consiglio decido questo, rispettate le regole, lei fa di tutto. Apriamo ristoranti in montagna, andate 4 alla volta, apriamo le funivie, andate sui 10 alla volta. Sì. La gente non rispetta quello che dice lei, perché allora deve chiudere tutto. Ecco il motivo per cui si chiude tutto. Ma io ha capito? Ma perché lei lo fa. Ma io ho il dovere di provarci, io ho il dovere. Poi le dico, ma l'avranno io vedo a Padova, vedo a Treviso, giro dappertutto. Abbiamo aperto l'estate, guardi, l'estate. Sì, ma guardi che attenzione, anche qua c'è un equivoco di fondo. Non è che oggi abbiamo i contagiati perché sono contagiati quest'estate. Si è contagiato oggi, l'altro ieri, un mese, 2 settimane fa, 3 settimane fa, sì. Si è contagiato il 15 di agosto, a grigliata e Ferragosto, si è contagiato. Perché d'estate la possibilità di contagio è ridotta praticamente al minimo. Hanno iniziato a settembre così. E le ricordo per un dato di fatto che le due regioni che erano all'inizio di questa pandemia, quando era chiuso tutta l'Italia, le 2 regioni che non avevano contagi erano la Sardegna e la Sicilia. Andiamo in vacanza noi del nord di Sicilia e Sardegna, andiamo nelle discoteche, lei lo sa benissimo, ne è venuto fuori un disastro. È stato un nostro comportamento a far crescere e lei ha dato, lei politico dico, ha dato le disposizioni di un comportamento corretto, però l'italiano, il mondo non lo ha fatto, perché appena liberi... Ma sì, però se mi permette, per fortuna, perché noi abbiamo un istinto alla vita che è più forte della morte. La fortuna, cioè noi dobbiamo fare i cattivi e mettere dei limiti, ma è normale che ci sia un anelito alla vita, che ci sia il giovane, cioè che il giovane di 16 anni vada a farsi lo spritz, ragazzi, ma per fortuna che è così, dopo che noi dobbiamo impedirglielo di farlo benissimo, ma è normale, è la vita questa. Le devo dire, lo vorrei dire, però è una contraddizione quello che stai dicendo, faccio il paragone di prima. Prima all'inizio della nostra missione ha detto, io se governo... per 5 anni chiedo sacrificio, voglio l'esercito e quindi impone delle persone un determinato ma anche adesso è giusto fare così. No, ma il fatto che lei dica, ma poi gli italiani fanno, ma sì, ma perché è istinto alla vita? È che noi dobbiamo mettere delle regole. Mette delle regole. Infatti, le regole non vengono rispettate. Lei ha detto giustamente... Anche su questo, però guardi, io... Se la interrompo, lei ha detto prima, giustamente, io cambio l'Italia, però devo avere l'esercito in modo tale che... No, l'esercito che mi protegga. Che la protegga. No, non contro gli italiani, che protegga il primo ministro, non Marcato, il primo ministro di turno. Che protegga lei, perché darà delle disposizioni ferree per 5 anni, in modo tale che dopo 5 anni noi riprendiamo pensi bene. Solo a dover distruggere la criminalità organizzata. La stessa cosa con questa pandemia, che non è mai successa. Bisogna avere delle disposizioni ferree e deve avere chi le decide, i carri armati dietro. E non è facile, ma volevo farle capire. No, ma io sono d'accordo su questo, però io dico benissimo, oltre al pugno di ferro, io mi sarei aspettato dal governo, ma non solo da questo, dai governi, anche qualcosa di più. Cioè, solo la chiusura la trovo davvero poca roba. Cioè, vuoi che non ci sia nient'altro? Non posso crederci. Cioè, anche là il coraggio di selezionare, un esempio che faccio sempre, l'ho fatto anche qua e continuo a farlo, il teatro La Fenice di Venezia, il teatro Il Verdi qua di Padova, che già avevano contingentato i posti, tutti i destaccai, misurazione della febbre, sanificazione delle mani, sanificazione del locale, uno ogni 20 metri, accessi controllati. Che problemi era adesso? O improvvisamente i teatri diventai resse, non ho mai visto nessuno, insomma non ho mai visto la ressa che c'è allo stadio per andare a teatro, giusto? E li abbiamo chiusi. Perché? Perché? Erano posti sicuri. Io dico... Anche qua, perché? Perché non c'è la voglia di selezionare, perché fare pesca allo strascico è più facile, tiriamo su tutto, ma non va bene così. Bisogna selezionare e la selezione la fa una classe dirigente coraggiosa, capace e che ha voglia di cambiare le cose. Per il quieto vivere va ben tutto, quindi d'estate via tutti e dopo saremo tutti una notte. Io credo, le dico il mio parere, Marcato, che sia stata selezionata e chiusa perché la gente, io per primo, non rispetto le regole che lei mi ha dato e lei fa bene poi a chiudermi.
Però se lei mi chiude mi dà anche un sostegno. Al teatro alla Fenice di Venezia, che sono sì per arrivare. Roberto Marcato, quanta chiarezza che può essere. E secondo lei 600 persone a vedere una partita in uno stadio di 30.000 davano fastidio? Le hanno tolte anche quelle di nuovo. Anche là, perché o tutto o niente? No, avevano dato 1.000 di prova, hanno detto facciamo 1.000, entrano 1.000 persone in uno stadio di 30.000, di 40.000, di 80.000, San Siro 80.000, entrano 1.000 persone al massimo. Non danno mica fastidio, no? Bene, ritorno della pandemia, ritorno del virus, le hanno tolte. La domanda: avranno avuto un motivo per toglierle oppure secondo me è che è molto più facile dire chiudo tutto a tutti che fare selezione. Cioè, ma la selezione vorrebbe dire assumersi la responsabilità di una scelta, questo vuol dire selezione. Ho capito che è chiaro che si assume la responsabilità, anche non farli andare e assumersi la responsabilità della scelta. Ecco, no, ma però al dire tutto io non do colpa al politico di turno, io credo che siamo noi cittadini che dovremmo rispettare le regole. Io invece ho visto delle persone, Roberto Marcato, io ricordo sempre prima della chiusura, nella prima, guardi, ho un esempio, ce l'ho qui. Perché poi ci sono rimasto anche male. C'è la riapertura ed è di lunedì sera la riapertura. Io faccio la trasmissione Primus, perché a posto del calcio facevamo Primus, avevo ospite il sindaco di Padova qui in studio, avevo ospite il prefetto e collegato avevo il governatore, il presidente, non governatore, il presidente Zaia. Termino, io poi esco, vado a casa, passo per il centro città. Quel lunedì sera che erano aperte, ho visto il centro a Padova, cose che non avrei mai immaginato di vedere. Ma mai immaginato di vedere. La politica in generale, dal presidente, il sindaco, tutti hanno detto sono giovani, hanno bisogno. Io sono andato a casa arrabbiatissimo, mia moglie, ho detto hanno aperto le porte e come tutti lì assembrati, ma assembrati c'erano 2000 persone nelle piazze a Padova. Indescrivibile, i vigili che cercavano di raccomandare, i ragazzi che facevano gli indisciplinati e tant'altro. Voglio dire, siamo noi che non rispettiamo le regole che gli scienziati, la politica ci impone, perché è vero quello che dice lei, si può e può coesistere, però Roberto Marcato, per ritornare all'inizio del suo, se lei cerca di organizzare lo Stato come vuole lei, una regione come vuole lei, che sicuramente sarebbe bellissimo, poi la gente, va ognuno per la propria strada, altrimenti ci vuole, mi scusi la parola che non è bella, il duce che decide, così, per carità, oppure come fanno in Cina. In Cina ho visto dei filmati che lei ha visto, a Wuhan girano tutti liberi, però Italia per sempre e Veneto per sempre. E allora capito, però siamo sì, ma scusa, siamo d'accordo, però attenzione, anche qua non possiamo criminalizzare un'intera popolazione perché ci sono alcuni che nonostante tutto continuano a fare gli sciocchi. Io francamente ho trovato anche fra gli imprenditori, fra i ristoratori, davvero tantissima consapevolezza. Guardate che i ristoratori, per esempio, che sono quelli che insomma sono poi protagonisti di tutta questa faccenda, da subito sono messi in regola, da subito hanno investito denaro per far sì che il locale fosse un posto sicuro. Io ho visto una reazione, cioè la stragrande maggioranza delle persone ha reagito correttamente, dopo c'è una minoranza, i giovani che vanno fuori, ma viva Dio, ragazzi, ma lo faremo tutti a 15 anni. Con lei ci vorrebbero ore di trasmissione perché siamo già in chiusura, è già passata volata un'ora. Senta, una cosa invece, ritorniamo prima di chiudere, questo virus ci accompagnerà ancora per parecchio tempo. Tutti dicono arrivare il vaccino, mi auguro che arrivi, però... Sì, ma lo stesso non è che arriva il vaccino e un quarto d'ora dopo... Bravissimo Roberto Marcato, perché dicono che deve essere il 70% della popolazione, quindi in Italia dovrebbero prendere 40 milioni, le dosi sono 2 per persona, quindi sono 80 milioni di dosi, non è arrivato nemmeno quello antinfluenzale, immagine se arrivano 80, quindi io presumo che andremo avanti fino al secondo semestre 2021. Cosa succederà secondo lei in tutto questo tempo? Purtroppo poco. Nel senso che tutto sarà così ovattato e tutti saremo così concentrati sul Covid che non vedremo in realtà tutto quello che sta accadendo. Questo è il dramma. E ripeto, gli errori di oggi non li vediamo nel 2021 e probabilmente anche nel 2022 li pagheranno le prossime generazioni e questo è il dramma vero che stiamo vivendo oggi. E questa inconsapevolezza che c'è di questa classe dirigente, che secondo me non è all'altezza, ha paura della reazione del popolo? No, io ho paura della non reazione del popolo, dell'abitudine, e questo è drammatico. Lei vorrebbe la reazione? Sì, per me la piazza ha sempre ragione, sempre che non sia violenta. Ma la piazza, la piazza non ha sempre ragione, ma ha sempre delle ragioni.
E io non vorrei che ci fosse assuefazione a questo, abitudine a stare a casa, abitudine a farsi comandare, a farsi controllare, a farsi determinare la vita. Questa sarebbe una grande sconfitta. Ultimissima, in tutto questo la Regione Veneto per aiutare le aziende e i ristoratori cosa farà? Continuiamo a fare quello che abbiamo fatto già fino adesso, e cioè lavoriamo molto sul credito. Sto studiando adesso un provvedimento molto interessante che presenterò a breve e sarà davvero molto interessante. Ce lo può anticipare più o meno? No, perché lo stiamo ancora studiando. Ma questo vuol dire dare dei ristori in più ai... Sì, ma sarà una cosa abbastanza rivoluzionaria, perché bisogna avere anche idee, fantasia. No, l'importante è che sia una... Sì. Quello, allora, da una parte... aiuti a fondo perduto, dall'altra parte il credito, e poi continuare ad essere il megafono delle esigenze del territorio nei confronti del governo per far modificare i provvedimenti che possono essere migliorabili, non voglio dire sbagliati, possono essere migliorabili. Lei ha intenzione di candidarsi come sindaco di Padova? Che se faccio una domanda, visto che manca un anno. Lei fa sempre delle domandine così semplici, leggere. Le piacerebbe, dai, le piacerebbe. Allora, come essere assessore del Veneto è il lavoro più bello che un Veneto può fare, perché lavorare per i veneti... Poi anche quello che ha lei, insomma, l'assessorato che ha lei è un assessorato in questo momento poi soprattutto. Essere sindaco di una città così come Padova credo sia la cosa più affascinante che un politico può fare. Qui il tema vero non è il nome, ma è il progetto per la città. Questa è una città che ha bisogno di un respiro. Le ho chiesto il bello. nome, le ho chiesto il nome, io con la soddisfazione. Ma guardi, per me sarebbe un onore. È che, ripeto, è il territorio che deve decidere. No, le ho chiesto solo se per lei sarebbe piacevole. Un onore. No. Grazie Roberto Marcato. Grazie a voi. E noi andiamo in pubblicità, subito dopo invece rimanete perché parleremo delle truffe del web. Avremo un dirigente della polizia postale, un colonnello, un primo dirigente, che ci racconterà come evitare, che ce ne sono moltissime, di queste truffe, soprattutto nei confronti delle aziende, perché qualcuno entra, ci sono dei criminali che entrano nelle aziende per entrare a hackerare i loro computer per poi chiedere i ricatti. Subito dopo capirete e cercheremo di capire come evitare questo. A tra poco.